Siamo giunti alla terza prova del campionato italiano, nonché settima e ultima corsa della serata. Macchina che prende velocità e allo stacco il più veloce. Più veloce è il numero 6 di Demetra GVS, che con Giovanni Gherardini assume l'iniziativa nei confronti di Dream Matto. Siamo al completamento dei primi 200 metri Cavallo di gara. numero 5 Cefalojet. C'è l'errore per Cefalojet, mentre segue lontano Citro Sodina Oil fuori Dina corsa. del Brenta, Gruppo sgranato, serie di rotture con al comando il numero 6 di Demetra GVS, che precede Dream Matto con gli altri più lontani. Terza posizione per Conan dei Greppi, quando i cavalli vanno ad approcciare la seconda piegata. Hanno percorso in 29,3 i primi 400 metri di gara, con i due in avanti con una ventina di metri nei confronti del terzo. È sempre Demetra GVS a scandire i parziali nei confronti di Dream Matto, con Conan dei Greppi che precede Di Natà e gli altri lontani con Delise TC a una centinaia di metri dal gruppetto di testa. Ingresso della penultima piegata, mezzo miglio in un minuto poco meno, con ora Dream Matto che si affaccia al largo della battistrada Demetra GVS. Dopo un chilometro 1:15,7 si affaccia, passa sul calo dell'avversaria. Conan dei Greppi che segue in terza posizione, a sua volta sposta all'esterno della calante ex battistrada Demetra GVS. C'è Dream Matto al comando con Giuseppe Leanza in sediolo. Il calo di Demetra che favorisce la seconda posizione per Conan dei Greppi, seconda posizione molto importante per il suo interprete Matteo Zaccherini. Addirittura d'arrivo c'è un abissale distacco tra Dream Matto e gli avversari. Dream Matto che viene a concludere facile vincitore della settima corsa della serata. Alle sue spalle Conan dei Greppi, precede Demetra GVS con in quarta posizione Di Natà, il tutto in 1,16 e a quota di 10,53 al totalizzatore, 7 la quota al betting per Dream Matto, Giuseppe Leanza e il training di Gianni Targhetti.